Quinta corsa, confronto a reclamare, ritirato un Jumbo ZS, questo lo schieramento: 1 Vaomar, 2 Victory Danny Griff, 3 Sherwood B, 4 Stiaccino Jet, 5 Urbi e Torbi Jet, seconda fila 7 Val Gardena Jet, 8 Vera degli Ulivi, 9 Viola Orsini, 10 Talent B. Favori per Vaomar, numero 1, MVP dell'Annunziata, vicinissimo però Urbi e Torbi e Jet. In un confronto comunque molto incerto, macchina che accelera. In partenza c'è Stiaccino Jet che fa valere la sua velocità iniziale e va a condurre, attaccato da Urbi e Torbi e Jet. Vaomar a contatto, poi Sherwood B per corsie esterne. Vedremo Stiaccino Jet se intenderà correre al comando, se lascerà strada a Urbi e Torbi, che si presenta con argomenti decisamente convincenti e passa a condurre in 250 metri, 14,5 lo strappo. In seconda posizione rimane Stiaccino Jet, poi Vaomar, ancora Sherwood B e gli altri. Intanto 28,9 per i 400 iniziali, andatura sostenuta, ha dovuto spendere, ma è passato Urbi e Torbi e Jet, che ora guida davanti allo stesso Stiaccino e Jet. I due hanno preso vantaggio nei confronti di Vaomar, che è in terza posizione e precede il resto del gruppo. Intanto 44,3 per i 600, continua a guidare Urbi e Torbi Jet nei confronti di Stiaccino Jet, Vaomar, poi Sherwood B, mentre in quinta posizione lungo la corda c'è Viola Orsini. All'esterno non si progredisce. 59,5 il giro di gara di Urbi e Torbi Jet, sempre in schiena c'è Stiaccino, poi Vaomar, e si arriva così a 1 chilometro in 1,15,2. A questo punto Vaomar muove dalla terza posizione, guadagna all'interno Sherwood B e siamo ormai a 400 dal palo, con Vaomar che cerca di avvicinare Urbi e Torbi Jet. A contatto è Stiaccino Jet. Intanto avanza anche Sherwood B. Vaomar attacca Urbi e Torbi Jet al completamento della piegata. Ingresso in retta d'arrivo, si presenta ancora in vantaggio Urbi e Torbi. Poi a centropista ci prova anche, ma è il finale di Sherwood B e quello di Stiaccino Jet, e i due finiscono praticamente in linea. Stiaccino Jet che all'interno e al largo Sherwood B finiscono veramente molto vicini, con Viola Orsini che invece dovrebbe essere terza. Andiamo a rivedere l'arrivo. Vedete Stiaccino Jet che scatta e in questo momento è in vantaggio ancora, ma finisce molto forte Sherwood B, che sul palo forse è ancora secondo. Al terzo vicina Viola Orsini. Ci sarà bisogno comunque di foto probabilmente per stabilire il vincitore, perché l'impressione è che Stiaccino Jet si salvi, ma Sherwood B finisce comunque molto forte. E ora vediamo nel fermo immagine che Stiaccino Jet è ancora davanti a Sherwood B. La vittoria quindi per Marco Stefani, Stiaccino Jet e Giuseppe Citarella. Quota al totalizzatore 4,04. Secondo posto per Sherwood B, terzo per Viola Orsini, ma aspettate naturalmente l'ufficializzazione dell'ordine d'arrivo.